In piedi di fronte alle saracinesche abbassate delle proprie attività, oppure dentro ai negozi chiusi, ma con le luci comunque accese, a testimoniare la volontà di non arrendersi, di essere più forti di una crisi mai vissuta prima d'ora. Commercianti, esercenti, artigiani, ristoratori, con modalità lievemente diverse, ma come fossero una voce unica, manifestano un po' in tutti i comuni del veneziano, spesso assieme ai sindaci. A Milano le chiavi dei negozi vengono simbolicamente consegnate al primo cittadino Maria Rosa Pavanello. Ad Olo, una manifestazione silenziosa sotto il municipio. A Santa Maria di Sala, davanti al sindaco Nicola Fragomeni. E vi posso garantire che vi siamo molto vicini, non dal punto di vista solo morale. A Spinea ai manifestanti si è unita il sindaco Martina Vesnaver. Assolutamente abbiamo il dovere di prospettare serenità e un futuro rivolto proprio al sostegno delle stesse. Il lavoro è assolutamente dignità, sicurezza e tranquillità. E questo nostro messaggio dei sindaci del Milanese vuole essere un sostegno ovviamente ad avere normative chiare che possano quindi consentire alle attività un'apertura serena, normata e in piena sicurezza delle norme igienico-sanitarie. Anche a Stra in diversi hanno manifestato chiedendo di poter tornare a lavorare al più presto. Chiediamo fiducia perché tutti abbiamo paura del virus, ma la nostra bravura lavorativa capisce che ci vorranno della sicurezza, però anche fiducia della nostra capacità di gestirla. Lo chef, questi sono i miei ragazzi che avrebbero tanta voglia di lavorare, ma se va avanti così non moriremo di virus, ma moriremo di fame. Non abbiamo niente, 600 euro dove li mettiamo? Le bollette chi le paga? Le tasse chi le paga? E tutto il resto, affissioni, tasse, plateatici, non ne possiamo più.